Allora, siamo a Terra Costantino per una verticale importante di cui adesso ci parlerà Fabio. Sì, abbiamo pensato di organizzare una verticale del nostro Etna bianco partendo dalla 2013 sino alla 2019, proprio per provare, far provare che cosa rappresenta la storicità dei vini bianchi sull'Etna. Noi abbiamo la fortuna di avere dei vigneti di Caricante e Cataratto che sono veramente molto molto vecchi, parliamo dai 30 anni in su sino a punte di 70-80 anni. Da questi vigneti riusciamo a raccogliere dell'uva che devo dire ci dà tante soddisfazioni per la produzione appunto del vino bianco. E oggi la verticale non è del nostro vino più importante, del Contrada Blandano bianco, ma sarà de Etna, che è il nostro Etna classico. E abbiamo voluto farla proprio per rappresentare agli altri, ma anche per noi stessi, per capire appunto l'evoluzione che hanno questi vini negli anni. Abbiamo già aperto qualche bottiglia, abbiamo assaggiato e devo dire che è molto interessante. Chi è convinto che l'Etna vada bene per i vini bianchi soltanto quando sono giovani o non troppo vecchi avrà delle sorprese, perché anche la 2013, la 2015 devo dire che sono vini che non solo reggono l'età ma secondo me migliorano anche, quindi molto interessante. E poi, nuove annate? Nuove annate, assaggiamo le nuove annate appunto della linea d'Etna con il rosso e il bianco 20 e il rosato 21. Ad esempio sul rosato la scelta è esattamente opposta, è quella proprio di assaggiarlo quando è giovane perché è molto più divertente. E poi Contrada Blandano il rosso riserva DOC 2017 e il Contrada Blandano bianco anch'esso 2017 e in ultimo per chiudere il Rasola 2021 che è appunto un vino che ci dà la gioia di assaggiare qualcosa di come si faceva una volta. Ok, allora grazie mille, andiamo a degustare. Grazie a voi.